In tanti lo ricordiamo con simpatia e anche un pizzico di nostalgia. Nino Manfredi nei panni di Geppetto, Gina Lollobrigida in La Fata Turchina e ancora Il gatto e la volpe con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Un cast d'eccezione per lo sceneggiato televisivo più amato, Le avventure di Pinocchio, tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Collodi e diretto dal regista Luigi Comencini. La prima di 5 puntate viene trasmessa dalla Rai esattamente 50 anni fa ed è subito un successo strepitoso, è entrato nella storia della televisione. Pinocchio, interpretato dal piccolo Andrea Balestri, eroe della libertà, dell'avventura, come nell'opera letteraria è simbolo della ribellione, della vivacità, ne combina letteralmente di tutti i colori. Nello sceneggiato è un bimbo in carne ed ossa praticamente da subito e non solo nel finale come vuole Collodi, e torna burattino solo in 3 episodi quando viene punito perché non si comporta come bravo bambino. E c'è un'altra differenza tra lo sceneggiato e l'opera letteraria, che è quella dell'ambientazione. Collodi ci porta in Toscana, nello sceneggiato di Comencini invece andiamo nel Lazio, per lo più tra le province di Roma e di Viterbo.